Quando il calcio di paese fa la differenza potrebbe sembrare un discorso un po' nostalgico, ma può essere davvero di attualità. Pensate a San Luigi che con l'identità, il gruppo, il rappresentare comunque un territorio si è preso il primato in eccellenza e ha ritrovato tutte le sue certezze. Pensate al Tamai che ha fondato proprio nel paese la sua tradizione ed è ancora oggi la sua forza, e stasera ne parleremo con De Agostini e Pegolo delle Furie Rosse che tornano a guardare in alto, arrivano da una grande vittoria con il Codroipo, oppure andando nelle altre categorie pensate alla vittoria del Rivignano nel derby col Teor, proprio calcio di paese alla massima potenza per far emozionare anche la gente ed emozionarsi con la gente, come ci ha raccontato Belleri. Alcuni dei temi di terzo tempo, anche con un po' di nostalgia, perché torneremo anche a parlare con le nostre storie del passato del calcio dilettanti. Tutto questo a terzo tempo. Sigla. Sai che questa sera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia, che bella tiritera. Insomma. Allora, la scorsa settimana vi ho parlato di calcio e Sanremo, allora dovevo aprire con Sanremo 2025, vince Balorda Nostalgia. Saremo un po' nostalgici, ma guarderemo con la giusta nostalgia al presente, perché la nostalgia ogni tanto è utile per guardare anche meglio il presente. Ne parlerò di diversi temi, di calcio di paese soprattutto, no? L'abbiamo visto, il Rivignano, il San Luigi con la sua appartenenza, la storia del Tamai che affronteremo stasera con i nostri ospiti Stefano De Agostini, Giannunciati e Paolo Pegolo. Ciao, buonasera. Buonasera a te. E poi con Nicola Paolini. Buonasera. Simone Fornasiere, Buonasera. Max Rossi. Ciao, buonasera. Una squadra nel passato, nel recente passato, che vi ricorda proprio una squadra di paese, che ha fondato nel paese qualcosa. Dimmi. Parto io? Vai. Il Caporiacco, perché hanno il campo di proprietà, hanno il loro inno sulle note di Ho messo via di Ligabue che tu conosci, certo. mai ceduto anche al tentativo di fusione con Colloredo che è il capoluogo, è il capoluogo, quindi Caporiacco credo sia nel simbolo dei Narduzzi la squadra di paese della collina per antonomasia. Mi piace. Max Rossi. Io direi il Fraibano di Picco, cioè Fraibano quello di 10 anni fa, tutto famiglia Picco, tutto di paese, tutto volontari, comunque promozione in eccellenza, finale di Coppa Italia, titolo regionale juniores, tutto fatto nel piccolo con tutti i giocatori del paese, dei comuni limitrofi. Vero. De Agostini. Avendo mia madre di là e conoscendo la realtà direi che Ons, un'altra realtà dove Bressan sono riusciti a coinvolgere tutto il paese e grazie anche al paese vanno avanti. In Extra squadra dici tu, no? Sì, quando è il paese protagonista anche se non ci sono i giocatori del paese, a parte un po' di anni fa che c'erano ovviamente. Paolo Pegolo. Non posso dire Chions, perché l'ha detto Stefano. Me l'ha rubata? Me l'ha rubata un po', ma guarda, io mi ricollego alle immagini che ho visto all'inizio. Io ti dico Rivignano, per i trascorsi che abbiamo avuto in Serie D, anche per il rapporto che c'è stato tra le società all'epoca, e mi sembra che stiano continuando quel lavoro che hanno fatto di paese, vedendo le immagini delle sardellate eccetera, è significativo. È vero, perché il paese lo si ritrova al di là di chi è in campo, si può portare in campo un'identità. Questo è una delle grandi forze che hanno i dilettanti, no? Cito io ad esempio ultimamente quello che ha rifatto Tolmezzo.
Quando Tolmezzo rappresenta un territorio, ragazzi, è una bella storia, lo ha fatto in questi anni con Mauro Serini e tanti ragazzi. Nicola Paolini, non ti chiedo, ti faccio dare la risposta, ti porto indietro nel tempo. La risposta alla domanda di chi ha rappresentato il calcio di paese per Nicola Paolini, guardatela. Quello che ho trovato a Tamai, che si differenzia un po' dalle squadre professionistiche, è più un po' l'aspetto familiare, leale, che si trasmette anche in campo. Essendo i professionisti siamo un po' dei colleghi, dei lavoratori, uno pensa poi a se stesso, invece a Tamai ho trovato proprio una famiglia, gente che lavora ancora col volontariato, se possiamo dirlo, anche perché è così, e ti trasmettono quei valori umani che sono necessari, che dopo che in campo li mettiamo, l'abbiamo dimostrato con questo premio. Va bene? Allora lì era Paolo, dimmi, era il 2004 e a distanza di 21 anni ti confermo completamente quello che nel 2004 ho dichiarato. Che poi più che giovane che ero. No, pensavo mi dicessi a distanza di 21 anni guarda come sono uguale. No, mi sono invece visto male perché lì sono molto più giovane. Va bene. Però insomma, sicuramente sì. Avete capito quali saranno i temi. Anche la Maranese a proposito di sardellate, non loro sono un'identità abbastanza... Dai, diciamo che in Friuli abbiamo tanti casi di questo tipo e quando ci sono è bello raccontarli. No? Fammi dire, anche per tutto quello che è la società e anche il giovanile, che non ho ricordi di una società che per tanti anni lo faccia, è la San Giorgina, che veramente nella bassa è sempre stato un po' il fiore all'occhiello, il punto di riferimento, che è una società che continua ancora a fare il settore giovanile con... Tanto la regia si sofferma su questa differenza tra passato e presente, però veramente troppa nostalgia adesso, non esageriamo. Nel titolo e ha messo le due foto di Paolini. Allora, non troppa nostalgia, ma parliamo di paese, insomma, Rivignano è citato, no? Quando era in D, Tamai quando era in D, insomma, di paese ha bisogno la Serie D, di Friuli Venezia Giulia, e quando ci sono i derby, ne abbiamo parlato, aiutano, no? Per questa categoria che è diventata complicata. Allora, il paese, Carlino Della Rica, ha visto tanta gente sabato, ma adesso riprendiamo in mano la Serie D, il punto dopo i derby, tutte hanno fatto un punto, le nostre 3 regionali, con la voce dei protagonisti, e il nostro ospite di stasera che le alterna alle 19:30 con noi c'era Federico Francioni. Servizio. Archiviati i derby regionali, ripartono le 3 squadre di Serie D con sfide decisive per il loro tipo di percorso. Il Chions è obbligato a vincere domenica alle 15 contro la Virtus Ciserano dopo il buon punto col Campo d'Arsego per sperare nella salvezza. Questa potrebbe essere davvero un'ultima chiamata e Marmorini deve trovare la sua prima vittoria con il Chions. Deve ritrovare la vittoria il Brian Lignano dopo averla sfiorata nel derby con il Cerlins Muzzane. Con il Lavis in trasferta, nonostante l'emergenza portiere, non si può sbagliare. Domenica è una partita importantissima per noi, purtroppo siamo senza portiere, anche perché abbiamo il deficit di avere anche il secondo che è infortunato. Però io è da 3 partite che intanto che non perdiamo, ma che vedo anche carattere. Io ho visto che comunque strada facendo il Brian si è calato nella realtà della categoria, che ti obbliga ad essere anche brutto, sporco e cattivo. Quindi ho molta fiducia io nel finale di campionato del Lignano, ti dico la verità. Il Cernis Muzzana invece vuole una vittoria con una grande, ed ecco il Treviso in crisi dell'ex mister Carmine Parlato. Domenica lo troviamo contro in una situazione completamente rovesciata, dove deve portare in porto una vittoria di campionato scritta. Quando tu hai un passato glorioso e hai dimostrato di essere un ottimo allenatore, ci aspettano tutti al varco. Adesso anche il mister Parlato deve cercare di non sbagliare più, perché poi le possibilità si riducono. Però lui è abituato alle tensioni, è abituato a quello che può essere un campionato di vertice, quindi gli auguro ogni bene, speriamo domenica di noi di fare la nostra buona partita, magari portando a casa i 3 punti. Ma soprattutto per il Cernis Muzzane questi mesi saranno quelli per pensare al futuro, dopo un'annata dove forse per la prima volta si è cominciato davvero a costruire qualcosa di importante. Quest'anno 42 punti con 10 partite da giocare è probabilmente la migliore annata che stiamo disputando da quando siamo in Serie D. Sono bravi perché stanno cominciando a confermare tanti giocatori. Una volta arrivavi sempre in fondo, che c'era sempre questi punti di domanda, resta, non resta, invece
il direttore Fiorin, insomma, vedo che si sta dando da fare per blindare intanto i giovani che si sono messi in mostra, che stanno facendo bene. Andiamo in questa direzione, andiamo nella direzione di costruzione che abbiamo dichiarato all'inizio del campionato, dove dobbiamo mettere vicino qualcosa a una squadra che probabilmente non è ancora completa per competere con le prime. È chiaro che questa è una buona squadra, ci sono alcune certezze, ci sono dei reparti da migliorare, perché secondo me comunque davanti, se tu vuoi ambire a fare qualcosa in più, bisogna prendere dei giocatori più importanti. Ha qualcosa, ha una base di fondamento, ha un mister, ha una struttura che secondo me potrà essere migliorata, non più sconvolta come facevamo gli anni scorsi. Ma arriverà sicuramente a breve il rinnovo del mister. Rinnovo vicino per Zironelli, insomma il tema in questo momento della Serie D, questioni salvezza di Chions e Brian Legnano a parte che sono più incombenti e questo Charles Muzzane che ormai ha intrapreso questa strada. Ditemi cosa resta dopo questi derby, il vostro punto dopo i derby, che tema volete sottolineare? Max Rossi. Io sabato ero a Carlino, devo dire insomma che ci vede che c'è un lavoro dietro, finalmente ci vede un Carlino con un'identità, con idee di gioco, si vede che c'è un progetto e secondo me fanno bene già a programmare, come giusto che sia, la prossima stagione, visto che come ha detto il Presidente quest'anno 42 punti, dice alla fine possono già pensare alla prossima stagione, però si vede che finalmente c'è dietro qualcosa di importante. Quindi, giusto confermare subito Zironelli, senza tanti dubbi, insomma. Sì. Per quello che ho visto io in campo, anche secondo me sì, anche come identità di gioco, come idee di gioco. Concordo, abbiamo giustamente parlato e criticato ogni anno perché si cambiava l'allenatore ogni anno e qui abbiamo uno che ne sa qualcosa, che ha pagato sulla sua pelle, questo sportivamente parla naturalmente. Beh, ma ha chiuso l'anno però Stefano, sì, più di un anno. Però poi l'anno dopo non è stato confermato. Sì, però ha fatto più di un anno e mezzo. Sì, un anno e 9 mesi. Subentrato, sei subentrato all'Union e poi però mai è stato confermato un allenatore, in 7 anni mai chi ha finito il campionato è ripartito. Sì. Quindi voglio dire, secondo me sì, è giusto quello che dice il Presidente, adesso ancora qualche punto proprio per mettersi al sicuro matematicamente e poi si gioca con i 2007, si provano i 2007 per il prossimo anno e si proverà qualche giovane in più per capire a che punto è per il prossimo anno. Il punto dopo i derby per te qual è? Allora, appunto dopo i derby, il Carlino hanno già detto tutto, e mi allineo assolutamente, cioè, lo stupore sarebbe se non venisse riconfermato Zironelli. Il Chions sicuramente è in difficoltà e a questo punto il Chions deve vincere perché i pareggi non servono più, bisogna vincere. È l'ultima chiamata. Bisogna fare 3 punti, ma i 3 punti anche fuori casa bisogna andare, cioè bisogna rischiare, altrimenti non esci. Il Lignano invece forse in questo momento paga secondo me una rosa un po' più corta delle altre e infatti hanno giocato parecchio i giocatori che sono adesso, hanno fatto tanti minuti e quello che si può notare è una squadra comunque sempre positiva che prova a giocare, lo ha detto è meno brillante. Sei d'accordo allora? Sì, è un po' meno brillante, deve ricaricare un po' le pile, secondo me è una squadra che in primavera può guadagnarsi quei punti per salvarsi. È un po' meno brillante anche perché lo diceva Presello che il campionato del ritorno è anche totalmente diverso, si gioca meno, ha detto, no? Invece in Serie D. È così, no? Purtroppo. In Serie D è un altro campionato. È un altro campionato, non è una frase fatta. All'andata tutti Guardiola, poi ritorno tolgono la maschera e viene fuori, e viene fuori qualcos'altro. Ci può stare. Senti, a proposito tu hai visto il Chions come me col Portogruaro, poi lo stiamo seguendo. Ti aspettavi qualcosina di più proprio per una squadra che deve salvarsi? Non so, qualche partita più... Ma io credo che il Chions abbia anche fatto delle buone partite, perché se tu vai a vedere... Sì, anche col Campodaggio, un gran pareggio in realtà. Hanno perso, io ho visto la partita anche con le Dolomiti, che tutto meritavano tranne che di perdere. Hanno fatto delle ottime prestazioni con le grandi, peccano un po' con le piccole, no? Anche col Charlins, non perché voglio dire che è una grande, ma intendo... Ciao, il Charlins è una grande, dai, ovviamente c'è un livello diverso. Credo che il problema lì sia fare gol. Cioè, se lì hai Valenta che ti può assicurare dei gol, non vedo altri giocatori che possono assicurarti dei gol e questo credo che sia il problema
Non hanno trovato la punta. Adesso rientra Moreo, mi diceva Sutti ieri sera. Speriamo che sia il giocatore che ti risolva dei problemi, perché lì devi fare gol. È inutile, anche con la Dolomiti crei, perché hanno avuto 3 palle gol clamorose, gli altri hanno Marangon e vinci la partita e tu non la vinci. Non vince il campionato, perché loro senza Marangon sono a pari con la... Adesso... Come ha detto giustamente Francio prima, per fare il salto di qualità ci vogliono giocatori forti, c'è poco da fare, l'allenatore può essere bravo finché vuole, se vuoi giocatori forti vai poco lontano. Adesso? E adesso? Treviso, Dolomiti, come lo mettiamo? 5 punti vuol dire che tu hai... No, 5 punti non sono tanti. No, è vero. 5 punti non bravo. Ci arriviamo. Dovevo dirla. Però 5 punti non con 2 squadre e mezzo, quindi qualcosina cambia. Però con sconto è già fatto, mi sembra. No, devono farlo a Belluno. Paolo, come la vedi tu che hai fatto una vita a guardare? Guarda, io quest'anno ho seguito poco onestamente la Serie D, ho visto una partita Brian Portogruaro, eravamo assieme, mi sembra, Nicola. Allora, la mia impressione è che il Cerlins finalmente ha trovato un equilibrio, un'annata lineare, diciamo pure, rispetto alle precedenti, quindi si merita la classifica che ha, di confermare un lavoro fatto e di proseguirlo nel prossimo anno, con interpreti magari diversi, ma che andranno a cercare. Per quanto riguarda il Brian Lignano, io ho una stima enorme per la società, per il direttore, l'allenatore, dico che stanno facendo bene per quelli che sono i loro programmi, sapevano che dovevano rischiare, giocarsela fino in fondo e stanno facendo quel lavoro mantenendo un'idea di fondo, cioè quello che hanno, con l'idea con cui sono partiti la stanno portando avanti senza andare in crisi, senza mettersi in difficoltà. Questo quindi va dato atto di questa impostazione iniziale. Ti dirò che per quanto riguarda il Chions ovviamente la situazione è difficile, perché è inutile girarci attorno. Se pareggi puoi pareggiare, però i 3 punti fanno la differenza. Ma proprio perché è difficile, in queste stagioni qua poi serve che qualcuno diventi, faccia luce, no? Che si chiami Valenta, che si chiami Moreo che entra, che si chiami Danti, serviva qualcuno e non è arrivato. Non è arrivato. No, secondo me, Moreo, parliamo di Moreo, io non lo conosco, però statisticamente, io dico Max Rossi mi garantisce in Serie D tot gol. Moreo mi sembra che a livello statistico, ripeto, sono giocatori da 5-6 gol, 7, non lo so. Non ha grandi numeri, no? Non ha grandi numeri, ragazzi, bisogna fare gol. Quando io mi trovavo, parliamo di Serie D, vado a giocare con l'Itala San Mar contro, mi trovo questo signore qua, è netto in parte. È netto, sì, poi magari c'è Roveretto e ci sono gli altri, no? Ragazzi, bisogna fare gol. Chiaro, parliamo di squadra da vertice. Dicevo anche che poi Valenta è un giocatore particolare, devi mettergli vicino un giocatore che esalti Valenta, perché Valenta è un giocatore particolare, quindi devi anche trovare il giocatore che esalti Valenta. Infatti non sta facendo gol, Perché ha bisogno di un giocatore che gli faccia un certo tipo di lavoro perché lui possa esaltarsi, quindi se non ce l'hai diventa non hai Valenta nemmeno. Io mi ricordo il mano di Chions, hanno fatto così, secondo anno con vicino Borgan, Dean, ha fatto Sfracelli. Infatti Borgan era un giocatore ha fatto meglio lui 20 minuti di Ciriello 70, ma può succedere, non discutiamo. Era anche una partita Ciriello. Infatti erano anche condizioni secondo me in cui Borgan in quel momento lì poteva far bene, infatti il cambio ci stava in quel momento in 10, sai. Comunque siete tutti d'accordo, dopo i derby belli, divertenti, ma sono il prossimo turno importante per le 3 regionali, perché il Cerlins, per provare a darsi questo tono ancora più da grande, e il Chions e il Brian Lignano per la salvezza, il prossimo turno è abbastanza spartiato. Chions e Brian non possono sbagliare. Brian gioca con la Vis. Ma neanche Chions. Crocevia. Chions con Ciserano, se vuoi tirarlo nella forbice devi vincere. Infatti. Va bene, a proposito dei derby, ne abbiamo parlato in Serie D, vi porto in prima categoria, il derby Rivignano-Teor. Che cosa ha significato per un grande protagonista come Belleri? Ce l'ho raccontato domenica da tutto campo.
Nessuno ha fatto 3 punti col Teore, era una partita di cartello, un derby sentito. L'altro anno abbiamo vinto la Coppa ed è stato fantastico. Secondo me ieri abbiamo festeggiato ancora di più. E noi questa partita la sentivamo e penso che tutti abbiano visto che Rivignano ieri ha meritato di vincere perché ci tiene alla maglia, perché ci tiene al paese. E sono veramente felice. Sognavo una festa così. Mi è piaciuto, a fine partita ho voluto chiamare anche i bambini a festeggiare con noi, che erano più contenti di noi i ragazzi dei Pulcini, perché ci tenevano anche loro a questa partita e ci hanno incitato tutta la partita facendo cori, e questo secondo me è un segno di appartenenza alla maglia e tutto. Avete sentito insomma cosa significano queste partite? Gli hai portato bene con la nomination. Hai visto che tu non volevi? Però, vedi, a un certo punto, al di là delle qualità di un giocatore, quando decidi di giocare per una tua squadra, no? Insomma, Bell'Air è diventata casa sua a Rivignano, Max, no? Ma sì, ormai la maglia ce l'ha cucita addosso, insomma, un giocatore insomma fortissimo, secondo me poteva fare qualcosina di più, però ha trovato la sua realtà, ha trovato il posto giusto dove star bene e insomma i risultati si vedono. Però questa è una vittoria clamorosa, ragazzi, cioè, comunque al di là delle categorie dell'appartenenza di cui stiamo parlando, della voglia di vincere in un derby, Nick, è una delle vittorie di giornata. Sì, anche per il trend che aveva il Teor, che sembrava ormai inarrestabile. E pensare a una sconfitta è stata chiaramente totale sicurezza per il Teor, sì, però non lo volevano perdere. Il derby. Poi quello è proprio un derby vero, perché poi c'è anche lo stesso comune dopo la fusione. Ma secondo voi qua fa la differenza totalmente questa cosa mentale dell'appartenenza, Dea? Secondo te fa? Beh, certo che fa. Poi, fa quello, no? Beh, scusa, poi per la squadra penso che come per il Rivignano sia la vittoria dell'anno, cioè ti mette a posto un campionato una vittoria così. Hai già fatto un buon campionato, vinci il derby, sei a posto, perché questa quadra la ricorderai per sempre, insomma. Poi il Teor va per il Teor stellare. Esatto. Sì, appunto. Comunque parliamo di una squadra terza classifica, quindi i valori comunque ci sono, esatto. Poi a fine anno, quando faranno festa nel tuo comune, tu dirai, boh, intanto a casa mia hanno perso e poi hanno vinto, hanno fatto il loro, certo. Poi hanno fatto comunque loro. tutti fanno le fusioni, no? Dei vari comuni, però invece a Teor c'è in un comune, perché adesso è un comune unico, ci sono 2 squadre e questa è una... Però scusa, ieri sera parlavo proprio a Fiume, che mi dicevano che ad Azzano ce ne sono 4 o 5 addirittura, no? Condo, Razzanese, Tiezzo, Corva e un'altra, e Fagnigola, che io pensavo fosse sotto Chions, invece mi hanno detto 4 in categoria. Ecco. La strada delle fusioni è importante, può avere delle logiche, però a livello dilettantistico sono queste sfide che hanno il sapore vero. Secondo me bisogna fare aggregazione nei settori giovanili, poi ognuno se ne ha la possibilità. Oppure, Simone, deve essere propedeutico a un progetto veramente che ti spinge tanto oltre. Se mi devi andare, con tutto il rispetto, anche dalla prima all'eccellenza, se devi andare a dire voglio fare la D, ma oltre è difficile poi andare. No, ma per dire, le fusioni io le capisco in quel senso lì. Oltre. Bene, abbiamo parlato quella sera con il presidente dell'UBF, no? Che dicevamo una fusione che lì ha faticato. Sì, ti ha dato poco, no? Poi alla lunga, no? In quel senso lì. A volte sono fatte per sopravvivenza, che più che per... Anche. Sì. Beh, è più della metà, uguale, forse più della metà. È una delle puntate... perché se no non le farebbero. E tante volte poi dalle fusioni ripartono le stesse squadre dopo un percorso nuovo. Anche voi avete fatto fusione mai con Falchi? Con i Falchi? No. Paolo. No, quello è il settore giovanile. Quello è giusto. Mai. Non discutiamone cortesemente. Allora, che parlavamo di fusione col Brugnera o col centro del mobile. Parliamo di centro del mobile al tempo, insomma. Con Palce. No, lì la pizza. Allora, abbiamo detto appartenenza che fa la differenza, non ne ha parlato di questo anche Pocecco, adesso entriamo nel capitolo eccellenza con i nostri ospiti, ma partiamo dalla capolista San Luigi. Via. Il San Luigi vince in trasferta a Fagagna, trascinato da Carlevaris.
2 assist e un gol per lui, Assegno, prima Marzi e poi Cofone. Così la squadra di Pocecco, giovane e bella, torna in testa all'eccellenza. Ha da tutto campo ha parlato di questo momento fantastico e sorprendente il mister. Mi meraviglio insomma un pochino di questa situazione qua, no? Perché io sapevo di avere una buona squadra dall'inizio, perché è stata costruita una buona squadra quest'anno, però sai, trovarsi a questo punto in questa stagione qua, in questo campionato qua, ti dico la verità che per me è una sorpresa. Danno sempre un senso di appartenenza a tutti quanti e questo è quello che probabilmente è il successo fino in questo momento di questa squadra qua, che tutti quanti, quelli che giocano dall'inizio, quelli che entrano o quelli che si allenano e poi non entrano però in settimana danno tutto, e probabilmente questa è la chiave che sta portando questo tipo di risultato. Allora, siccome dobbiamo tra i vari argomenti stasera tornare a farci questa domanda che ciclicamente torna: chi vince l'eccellenza? Chi vuole vincere l'eccellenza? Chi può vincere l'eccellenza? Stasera analizziamo almeno le prime 4, anche se si potrebbero analizzare prime 6, 7, 8, non lo so. Partiamo da San Luigi che è lì in testa. Mi dite, oltre a questo discorso di Pocecco, la forza del San Luigi, che è lì primo? Sentiamo i protagonisti, De Agostini e Pegolo, cosa ci dicono, e poi gli opinionisti. L'identità. Quindi confermi questa cosa qua? Assolutamente, loro sono la squadra del quartiere, diciamo così, no? Certo. San Luigi è un quartiere, loro sentono molto, cioè io come referente ho Milan Grujic che ha giocato da noi, il senso di appartenenza. E ha fatto anche un gol decisivo, Tolmezzo, prima vittoria delle 4 consecutive. Giocando poco, però da vecchietto si sta confermando importante per le dinamiche della squadra. E, ripeto, confermo questa loro mentalità, questo loro aspetto proprio personale di appartenenza. Ci sta, e aggiungo, Paolo, il tema proprio di quanto è stato importante in questo la scelta di Pocecco come allenatore. Sì, lui è ex giocatore. Quindi... secondo me creano questa alchimia, Dea. Sono tutti del San Luigi. Questa era la cosa. Io volevo arrivare lì anche l'allenatore del San Luigi. E più del San Luigi allenatore dei giocatori, forse, perché credo che abbia fatto una vita nel San Luigi. Sì. Poi c'hanno un giocatore che in questa categoria, no? Noi stiamo andando a cercare Dimas, insomma Carlevaris credo che sia un giocatore che in questa categoria è veramente... Lo chiamano il divino, i compagni di squadra. Bisogna vedere il motivo. no, a parte mi permetterà la battuta, però è veramente un giocatore forte, dai ragazzi. Comunque hanno una struttura di squadra forte. È squadra forte. Davanti sono forti. Marzi, Vagelli, è tutta gente che ha tanti, sono giovani, ma hanno tante partite in eccellenza. Io dall'inizio dell'anno che lo dico, è una squadra, nessuno parlava di loro. Io all'inizio ho detto, se tu vai a guardare uno per uno i giocatori, loro... Ne abbiamo parlato un po', però l'andata era qua per non all'inizio. Sì, non proprio... Perché loro, per dirti, sono riusciti a sopperire tranquillamente all'assenza di Carlevaris. Loro non erano ma anche di Cofone, Olio. C'è un campionato così tirato, dove comunque tutti, a sentire tutti, a parte magari 2 o 3 squadre, si lamentano, non fai gol anche adesso, no? Parlavamo del Chion, si vogliono gli uomini, cioè averne 3 come hanno loro, Cofone, Carlevaris, Olio, che sono potenzialmente 3 giocatori da 50 gol in una stagione messi insieme, in un campionato così vuol dire... Scusa, dimentichiamo Osmani 2007. Sì, esatto. Sì. Cioè è nazionale albanese. Comunque avrà fatto 4-5 gol. Ma no, parlo solo d'attacco, poi spara solo dalla squadra. Caramelli, Zetto, Iane... Mamma mia, sì. Cioè, quindi è pronta per vincere San Luigi? Secondo me sì. Ma sì, anch'io sempre detto. Anche perché loro, secondo me, è l'unica società che non stravolgerebbe niente se va in Serie D. Non stravolgerebbe niente. Certo. Sì, e allora... Stiamo arrivando a un punto in cui si capisce un po' di più di questa eccellenza. Siamo un po' più vicini, Un po' più vicini. Il nome uscirà secondo me tra le prime 4 per forza. Aggiungo Massimo che per il San Luigi, è vero, parliamo di squadra, però diciamo che San Luigi è una delle società più, anche ormai negli anni, strutturate,
è una società ormai che ha fatto anche la Serie D, ha dirigenti ormai di un certo livello, è una società, anche come società si è strutturata, cioè San Luigi non è più la società che sta vivendo il momento, è una società, è una conferma, e la dirigenza, cioè bisogna dare un valore alla società, se i ragazzi stanno così bene, continuano a stare lì, c'è un valore grosso alla società. Il presidente Peruzzo ce l'ha detto, no, i giocatori se ne vanno, se rimangono lì vuol dire che c'è un perché, e lì è merito della società. Vero. Il San Luigi, dopo la Manzanese, è la squadra che ha fatto per più volte l'eccellenza, è chiaro, il Tamai non l'ha fatta perché ha fatto 20 anni di D, ma il San Luigi non è mica, cioè, con tutto il rispetto, ha una storia, io che faccio una squadra e arrivo là, o no? No, ma nessuno l'ha mai poi pensato. Ha ragione Max, questi tirano su giovani ogni anno da loro, e la Juniores è prima ogni anno la Juniores vince. Quindi tutti gli anni sfortunati di questi fallimenti della Triestina, e tutti i ragazzi di Trieste, che ce n'è tanti di bravi, il settore giovanile che è un po' più però da qualche anno hanno pagato poi il ritorno della Triestina. Però questi ragazzi qua che hanno già 21, 22, 23 anni, 19 sono quelli che arrivano poi dalla hai ragione serie. Dea, e tu prendi Vagelli, Faletti, sta gente è gente del 2005 che ha 80-90 presenze in D, perché Osmani nel 2007 fra 2 anni avrà 90 presenze in eccellenza, scusa, no, in D. Allora il San Luigi ha tutto per vincere l'eccellenza. Quindi, perché sorridi? No, devo arrivare alla... Deve arrivare, è chiaro, è dall'inizio dell'anno che vuole arrivare là, stasera arriva, dai. Poi c'è... Siamo ai 70 metri dei 100. Aspetta, allora, poi c'è... Chi c'è? Codroipo. Fontana Fredda ne parliamo di Fontana Fredda, anche non, perché sembra che ce lo siamo dimenticati, e giustamente Muranella mi riprende o ci riprende, ma no, parliamo... E c'è il Tamai, quindi adesso bisogna capire chi vi piace più, chi ne ha di più per vincere, chi sta adesso nel momento clou è pronto, perché la corsa ci stiamo avvicinando a quei famosi 100 metri all'arrivo, sempre più, servizio che riepiloga questo equilibrio. Io dico eccellenza per i chioschi quest'anno. Tutto è partito da qui e mesi dopo la domanda resta la stessa: chi vuole vincere? Perché? Perché chi è che vince il campionato? Chi è che si è dichiarato? Chi vuole vincere il campionato? Preferivo che lui usasse, guarda, quello che ha detto un mio amico domenica commentando le partite. Azuin a Ciapanò. Giocano a Ciapanò. Quest'anno non vedo una squadra che abbia dato un messaggio di dire ok. Il Tamai ha programmato, va per la sua strada, se gli capita da andare non si tira sicuramente indietro. Chi vuole vincere? Il Tamai? Il Codroipo? Ma dovrebbero giocare 16 squadre per voler vincere un campionato, non 2. Però io parlo anche da giocatore, ma dico, chi è che non vuole vincere un campionato di eccellenza? La certezza quest'anno è che nessuno effettivamente vuole vincere questo campionato. Questa è la certezza. Ma no, nessuno, non abbiamo il Chions, non abbiamo il Lignano, chiaro che dopo... non c'è la corazzata, non? Chi non vuole? No, nessuno parte, il Lignano dell'anno scorso, il Chions dell'anno prima dice io parto per vincere il campionato. Quest'anno neanche il Tamai parte per dire proprio voglio vincere il campionato. E quindi crea incertezza. Esatto, probabilmente in questa incertezza, non so se mi sono spiegato, non c'è nessuno che dice apertamente voglio vincere il campionato. Poi è chiaro che se il San Vitese si trova là, io da giocatore, tra l'altro ero anche stato un ex dal San Vitese, me la gioco fino alla fine, ma è una certezza che nasce dall'incertezza, esatto. E nell'incertezza potrebbe nascere anche la sorpresa. E infatti a sorpresa mister Pocecco adesso è primo. Però sai, trovarsi a questo punto in questa stagione qua, in questo campionato qua, ti dico la verità che per me è una sorpresa. E rivedere il primato forse può essere una sorpresa anche per mister De Agostini, stando alle dichiarazioni di qualche settimana fa. È chiaro che insomma abbiamo perso troppe partite per poter ambire a qualcosa di importante, dobbiamo essere seri. E invece in una stagione così tutto è possibile. Certamente se a marzo o ad aprile saremo lì non mi diranno perdere partite, anzi. Intanto è arrivata una sconfitta importante a febbraio per il Codroipo, ma la corsa è ancora lunga. Che non ho mai visto dare la medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi dopo i 70 metri, no? Anche perché questo sarà un campionato al photo finish. I campionati poi non è che bisogna vincerli con 10 punti di vantaggio, basta un punto di vantaggio. Un riepilogo di idee, ma allora, dai, dopo parliamo ovviamente del momento attuale e della vostra vittoria, ma siete qua, riavvolgiamo il nastro, ci avete messo un po' per
essere a quel punto della corsa. Dovrei darti una spiegazione tecnica se me la fai dare. Certo. No, ma guarda che il discorso è molto semplice. Noi siamo partiti con un obiettivo chiaro, che era di essere protagonisti. Il Presidente ha detto, se arriviamo primi, arriviamo primi, senza nessunissimo tipo di problema. Dove nasce il problema? Noi cominciamo il campionato, seconda amichevole si rompe Morassutti. Dopo il Bogma non fa il ritiro. Metà. Un mese e mezzo fermo. Quindi noi cosa siamo costretti a fare? Chiedo alla regia se usiamo immagini di Tamai, scusate mentre parla, perché questo lo torniamo dopo. Noi siamo partiti, lo dico proprio perché è giusto che ci chiariamo, dovevamo giocare con Stiso mezzala, Carniello mezza punta, Zorzetto punta e Morassutti e Bogma si giocavano all'altro posto da attaccante, più questo ragazzo Bortolussi 2006 che ci dava una mano. Ci troviamo a dover fargli fare la mezza punta a Stiso, la punta a Carniello e non abbiamo grandissime alternative. È chiaro che da come sei partito con l'idea a questa è una forzatura che non ti porta ad avere quella forza che potevi avere in un altro modo. Aggiungiamo, si fa male fuori quota, prendiamo Plai, si rompe subito, prendiamo Grizzo, dopo un po' di partite si fa male anche lui. Cioè è chiaro che abbiamo avuto troppe situazioni iniziali e nel girone d'andata, a cui se ne aggiungono altre, ma noi parliamo di queste, che ci hanno impedito di essere là davanti. Ok, ovviamente se volete fare domande, fare considerazioni, buttatevi dentro. Secondo me, per chi guarda calcio e vede, è semplice, molto semplice. Io queste considerazioni qua le ho fatte l'altra volta. Ti ho detto di Morassutti, ti ho detto di Carniello, ti ho detto subito. Morassutti è però vi siete privati di Carniello con una serenità disarmante, uno dei giocatori con più qualità. No, qua dovrebbe parlare lui. Dopo intervenite, prego. No, parlo io, nel senso che con Carniello c'è stata una separazione consensuale, mettiamola così. Sì, cioè, che ci può stare, esatto, quindi non è che ci siamo liberati di Carniello, cioè c'è stata una situazione probabilmente di vedute diverse, chiamiamole così, e per proseguire in maniera serena ognuno ha preso la propria strada. Noi siamo andati immediatamente sul mercato c'è stata la possibilità i russi. Poi se un giocatore non vuole restare, tu non è che puoi farci no, guarda, io sono molto chiaro, grandi cose, però era un giocatore importante, no? A Tamai chi vuole rimanere rimane per anni e qua si incola. Certo. Dopodiché a nessuno viene imposto di rimanere né di andare via, uno deve fare la propria scelta consapevole, tutto quanto, quindi non voglio neanche poi dilungarmi su questo argomento. Non ci siamo liberati con semplicità, abbiamo fatto altre scelte, tutto qua. Quindi ripeto, è condivisa da ambo le parti. Certo. Faccio una domanda al mister. È vero che ha avuto tutti questi problemi, però è anche vero, io lo penso, che il Tamai, secondo me, avrebbe dovuto avere qualche punticino in più, seppur con le difficoltà, però la squadra Tamai forse certe partite, anche con le sue defezioni, concedimi, secondo me qualche punto in più lo doveva avere. Cioè, ti chiedo, anche se tu hai qualche rammarico di aver perso qualche punto, nonostante le difficoltà che ci hai spiegato, che ci sono, però probabilmente qualcosina in più, non dico di essere primi staccati, ma qualcosina in più forse sì. Allora, io ho perso delle partite all'andata che gridano vendetta, cioè a Fiume, secondo tempo prendi 5 pali. Io non so quante volte ti è capitato, credo, ma a me non è successo mai in vita mia, no? Visto, sì. No, io ho 2 partite, dove c'ho il rammarico. Non nelle sconfitte, perché noi, le sconfitte del girone d'andata, a parte il San Luigi, che secondo me ha fatto un'ottima partita da noi, le altre sono tutte immeritate. Tolmezzo, Fontana, minimo da pareggio, San Vitese. Noi ci siamo mangiati tanto col Chiarbola in casa e a Maniago. Col Chiarbola è stata la partita del primo tempo, abbiamo fatto una partita clamorosa, al secondo tempo non ci siamo presentati in campo e a Maniago abbiamo fatto una prestazione indecente. Sono le 2 partite in cui abbiamo pareggiato che noi ci mangiamo le mani perché dovevamo 4 punti, 6 secondi. Dovevamo fare di più in quelle 2 partite lì, dal nostro punto di vista. Ma comunque è un'andata troppo a basso rendimento, dai.
Sì, ma nessuno di noi ha mai detto il contrario. Io capisco le classifiche degli altri anni, se le confronti. Ma questo, però, è vero questo discorso, però i campionati vanno per conto loro. Ogni campionato ha la sua storia. I campionati vanno per conto loro, cioè non puoi dire che se quest'anno c'era Chios lo stravinceva, magari sì, ma magari ogni campionato ha il suo andamento. Deve intervenire anche Simone, volevo solo chiudere perché arrivo a questo ragionamento. Siccome qua abbiamo parlato di Tamai tutto l'anno, immagino che anche voi, insomma, non è segreto, qua non si parla, si critica, non è che faccia piacere anche se c'è un rapporto splendido e siete persone che stimo, no? Però perché si parlava, io o meno mi prendo le mie responsabilità, Tamai, e ne parleremo dopo perché poi parliamo della vostra vittoria, è la squadra che con una guida tecnica importante, con una società importante, io al terzo anno me la devo aspettare protagonista. Nonostante queste giustificazioni che capisco, mister, cioè, però dopo 3 anni noi vogliamo un salto. Io ti ho dato delle spiegazioni tecniche, poi io non mi sono mai lamentato delle critiche, non mi sembra che ho mai detto... Ho accettato e molte volte avevate anche ragione, cioè non è che vengo qua per... Io ho dato una spiegazione tecnica, poi la spiegazione tecnica. E la domanda una delle cose che manca al Tamai è quella cattiveria per vincere i campionati, quella cosa che deve arrivare dalla società, Paolo, di non vivere sempre con questa... Ma no, io non sono d'accordo su questa idea. La nostra società ha degli equilibri chiari, ha delle idee precise, siamo sempre stati uniformi nelle nostre scelte, quindi non è che dobbiamo metterci cattiveria, presentarci in spogliatoio. Il Presidente, come ha detto Stefano, è stato chiaro all'inizio dell'anno, ma è un dato di fatto, arrivavamo da 2 secondi posti, 2 spareggi a livello nazionale, quindi è ovvio che tutti ci aspettavano come squadra, non dico da battere, ti ribadisco un concetto che abbiamo fatto al telefono, cioè io ho il massimo rispetto per tutte le altre 17 società di questo campionato d'eccellenza, importanti tutte quante, quindi dire il Tamai doveva essere 10 punti più avanti agli altri non è un dato di fatto reale, perché ogni stagione ha un suo percorso, ci sono delle difficoltà che magari infortuni e altre cose, devi mettere in conto il tutto, quindi dico, noi stiamo facendo il nostro campionato, avevamo un obiettivo, l'obiettivo Coppa Italia l'avevamo dichiarato, mi rammarico del fatto di non averla vinta, però siamo arrivati in finale facendo la nostra bella figura, presumo, dal punto di vista tecnico. Adesso voi siete in corsa, ma non c'è la paura di chiudere, capitemi, so che Dea come carattere sia anche un po' fatalista, però in questi ultimi 3 anni è ovvio che chiudere magari un ciclo senza stringere qualcosa di concreto può essere un timore. Ma non è un obbligo vincerlo, cioè nel senso... nel senso... Però in 3 anni vuol dire una Coppa, penso che fosse un obiettivo per voi. Se dopo 3 anni arrivo, supponiamo, il Tamai arriva terzo, mettiamola così, sì. Non dico secondo perché sennò siamo ripetitivi, cioè non sarà mica uno scandalo, 3 anni, in 3 anni 2 volte secondi, uno terzo, una finale di Coppa e una semifinale di Coppa. Per me è comunque un percorso importante per una società, a qualsiasi livello. Per me no. Poi Simone, scusa. Perché io adesso porto un po' di acqua al mio mulino, mi ricordo anche nelle situazioni in cui sono arrivato a Tamai. Cioè io non è che porto a casa niente, perché io sono arrivato in 2 situazioni piuttosto difficili, sia in D sia in eccellenza. Quindi il percorso c'è. In D è stata, penso il grande miracolo della mia vita calcistica, non aver vinto campionati, ok, la salvezza a Tamai è stata una cosa che ricorderò per tutta la vita. E anche in eccellenza noi ci dimentichiamo che 4 anni fa, la prima partita che gioco io, se perdiamo a Fiume siamo ultimi a pari merito. Quindi non è solamente portando a casa coppe o vincendo campionati che porti a casa trofei, è anche costruendo qualcosa, e siamo sicurissimi che da questo che abbiamo costruito adesso il futuro del Tamai sarà: ci proveremo sempre. Ok, Simone che doveva intervenire. No, volevo dire che io l'ho già detto qui, secondo me a voi è mancato molto Zorzetto quest'anno, almeno dal punto di vista dei numeri, ma non è che adesso la colpa è di Zorzetto se siete a 5 punti dalla prima, però diciamo quando fa bene, che rispetto all'anno scorso i numeri sono diversi. Io quello che un po' mi aspetto, tu dici giustamente che ti è mancato Morassutti all'inizio dell'anno, Bougma, mentre poi quando tu decidi di separarti da Carniello, intervieni e prendi i russi. Cioè io mi aspetto che magari un'altra punta tu, Tamai,
la prendi ad agosto quando capisci che Morassutti per tutto l'anno non ce l'hai e Boumà per 2 mesi. No. Adesso poi parlerà lui su questa cosa qua. Ma Tamai ha delle dinamiche, non si escono da quelle dinamiche. Questo che ti dico, Tamai deve arrivare a vincere con quelle dinamiche lì, non si scappa. Ma quello è giusto. Ma possiamo dire anche con quel budget lì. No, non si scappa, ma le dinamiche sono quelle. Quelle sono le dinamiche. Sì, ma società di una serietà ce ne fossero, su questo... ce ne fossero, e le dinamiche sono quelle, punto. Ma quando tu vai a Tamai devi sapere. E questo è. Poi comunque i numeri che ha detto Simone adesso non sono tanto diversi dall'anno scorso. Noi siamo migliorati. L'anno scorso loro hanno girato un punto sopra di noi all'andata, quintultimi, sestultimi. Sì, e Zorzetto aveva 6-7 gol. Ma quello che vi ho raccontato io all'inizio tattico è stato anche un problema per lui. Cioè, giocare con Morassutti... no, certo, ma ragazzi, quello Mora che era il giocatore perfetto. Quello che ho detto io 2 settimane fa, 3 settimane fa. Perfetto per giocare con Zorro. Perfetto. Noi non potevamo trovare un giocatore migliore di Mora per giocare con Zorzetto. Poi, che Mora può giocare con tutti. È l'unico giocatore che può giocare con tutti. Con tutti. Perché poi, tra altre cose, era cresciuto su certe cose, perché dopo magari Max ha un'idea, io ho altre, bisogna entrare nel meccanismo. Mora era diventato perfetto e quindi è chiaro che ne risentiamo, ne ha risentito anche lui, no? Adesso voi avete fatto caso, è arrivato Lirusi, le prime partite che ha giocato Lirusi ha subito fatto gol, perché si è integrato subito con un certo tipo di giocatore. Quindi chiudo questa parte e poi riprendiamo in mano il discorso dell'eccellenza che non è un padrone con voi, perché vi ho detto voglio analizzare, abbiamo parlato del San Luigi, abbiamo analizzato il Tamai, ma lo analizzeremo meglio adesso con la prospettiva di guardarlo da qui in avanti, al di là di quello che è stato. Finora perché l'eccellenza non ha avuto un padrone? Datemi una risposta a voi due prima della pubblicità. Perché non ha avuto un padrone l'eccellenza? Perché quest'anno secondo me c'è un equilibrio maggiore, non c'è la squadra, abbiamo già detto, non c'è la squadra strutturata nel vero senso della parola. Cioè, due anni non fa... è come se il Ciapanò, non è il Ciapanò. Cioè, 2 anni fa c'era il Chions decisamente già dall'anno precedente aveva una struttura, proprio una struttura importantissima a livello squadra, puntavano in maniera decisa, questo bisogna dirlo, con un budget, parliamoci chiaro, anche con un... Che è quello che manca quest'anno. Esatto, il Brian identica, quindi manca chi vuole vincere. Non è che manchi chi vuole vincere, ognuno ha fatto un suo programma e i programmi, secondo me, se mi permetto, sono ben diluiti, diciamo. No, diciamo che siamo omogenei, ecco, un campionato che ha un equilibrio anche economico omogeneo. Poi l'anno che vince il Chions fate voi campione d'inverno, quindi è scappato dopo il Chions, mentre il Brian l'altro anno ci sono quindi stati anche per te così? L'hanno capito il Chions, eravamo noi Spal, loro e il Chions, 3 punti. Secondo me sono tante squadre quest'anno rispetto agli anni scorsi dove molte volte il risultato non ti dico che era scontato, non è mai stato scontato. Quest'anno per battere le squadre avversarie devi far fatica. Comunque era l'idea di inizio campionato, cioè non è una novità, noi ne parlavamo. Lo vedevi già questo equilibrio? Ma per la qualità delle squadre. Manca una piccola parola, non è che non c'è nessuno che vuole vincere, a differenza di anni, non c'è nessuno che vuole vincere a tutti i costi. Bravissimo, perché hai ragione. 3 anni, Torviscosa, Chions e Brian volevano vincere a tutti i costi, esatto. Quest'anno le prime 4-5, quelle che sono, probabilmente vogliono vincere, ma non vogliono farlo magari andando oltre le proprie possibilità. Certo. Comunque, l'ha detto, lui ha fatto, il mister ha fatto un riassunto. Noi vogliamo fare, e secondo me, come lo dicono loro, lo dice il controllo, un campionato da protagonisti. Nessuno dice vogliamo vincere, vogliamo fare dopo. Però a marzo, se sono lì, chiaro che non mi torno indietro. Certo. Questo manca. Ma è chiaro che però aspetta, non dimentichiamoci però che il Tamai ha rischiato di non essere protagonista, lo deve all'equilibrio di questo campionato, siamo onesti, perché lo hai detto anche tu, dicendo siamo seri, abbiamo perso troppe partite per pensare a qualcosa di importante. Voi siete usciti dall'essere protagonisti fino a ieri.
No, le medaglie non si danno ai 70 metri. No, però adesso siete protagonisti perché il campionato vi ha permesso di restare protagonisti, non perché siete stati. Ma non si può sempre dare dei meriti. Allora, è vero, perché l'ho detto io che abbiamo perso. Se no io sono buono, però devo essere coerente con quello che ho detto. Che abbiamo perso 3 partite, ma è anche vero che noi nelle ultime 10 ne abbiamo vinte 8. E infatti adesso siete tornati a correre. Voglio dire anche in tutta onestà abbiamo vinto una partita all'andata, strameritavamo noi con la San Vitese, 2 settimane fa abbiamo vinto e loro hanno giocato decisamente meglio di noi. Quindi forse è anche un segnale, perché tante volte quelle partite ti danno all'interno dello spogliatoio, perché poi guardi in faccia ai ragazzi, no? Quelle partite lì che vinci faticando, ti spingono, ti alzano l'asticella, ti spingono magari in là. Penso che sia un campionato dove, non so, Simone, lui che guarda i numeri, tutti i numeri che metti, penso che sia forse il campionato dove ci sono stati più 1-0 nella storia dell'eccellenza. Goleade niente, noi ne abbiamo falta fatte. Noi forse noi siamo. Tamai ha fatto 2 volte 5 gol in questo campionato, adesso 3 al Codroipo ed è da anni essere più equilibrati. È mancato un po' di equilibrio, perché se uno va a vedere poi i numeri, 40 gol fatti, mi pare 20 subiti, mi sembra. Cioè, quindi praticamente quasi miglior attacco. No, miglior attacco. È la terza difesa. Miglior difesa comunque. E 5 punti non sono tanti, l'ho detto. E 5 punti non sono tanti. È mancato un po' di equilibrio in un campionato dove tanti 1-0, quindi loro 3-4, 4-0 e come dice il Dea... Devo fermarvi, pubblicità e poi continuiamo il discorso perché dobbiamo parlare di Fontana Fredda, torniamo su Tamai perché iniziano le nomination di questa puntata, fra poco. Eccoci qua, allora abbiamo toccato il tema di questa eccellenza, ovviamente guardando al Tamai che è il nostro ospite, però abbiamo detto del San Luigi che è primo, nel Codroipo ne abbiamo ampiamente parlato in queste settimane. Fontana Fredda, ditemi la forza del Fontana Fredda, Max. Insomma, sì. Sicuramente intanto, come parlavamo prima del San Luigi, la struttura della società, quello che hanno fatto quando sono ripartiti, comunque una società con 2 sintetici, con uno stadio importante, con un settore giovanile ricostruito, ma comunque sta mettendo dentro sempre di più dei valori, la juniores comunque mi pare che sia seconda, terza, e quindi è un progetto che è partito bene e non a caso secondo me le 4-5 squadre che sono là davanti in eccellenza, al di là della qualità dei giocatori, della rosa e tutto, dietro hanno una società, hanno una struttura, hanno una base importante dove poter costruire. A te cosa piace dei rossoneri, Simone? L'entusiasmo intanto di essere una neopromossa che doveva, penso, giocare per salvarsi, invece domenica dopo domenica ha una coesione importante. Poi io li ho visti un paio di volte, giocano bene. Io li ho visti anche a Tolmezzo quando hanno perso, ma non meritavano. Poi Salvador là davanti è capocannoniere del girone, ha trovato o un rigore o una palla inattiva. Anche lui simbolo e appartenenza. Simbolo appartenenza. Che sono temi che tornano stasera. Poi come dice Max, cioè, loro hanno anche strutture che gli permettono di lavorare bene. Hanno messo a posto quel problema lì, sono stati bravi a reggere l'anno scorso con quel problema lì, adesso hanno trovato continuità. L'anno scorso hanno vinto giocando un po' qua, un po' là, infatti. sembrava dovessero andare a Tarvisio. Ditemi voi, poi... Sì. Per me, perché io dico, l'allenatore ha valorizzato al massimo il prodotto che ha, è stato molto bravo secondo me. Secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. È un tema anche l'allenatore. Per me lui ha fatto, per me è l'allenatore quest'anno che ha valorizzato di più di tutti il materiale che ha. Ok, Paolo? Beh, lui parla da allenatore, io parlo della società, cioè il presidente Muranella mi sembra stato chiaro, quest'anno fanno i 100 anni di fondazione e sono ambiziosi, cioè l'ha dichiarato, mi sembra che in un futuro prossimo c'è l'obiettivo di ritornare anche in Serie D, giustamente, quindi c'è una società che si è, come diceva Max giustamente, ristrutturata, ripartita e ha delle ambizioni giustamente di ritornare ai fasti del passato. È più sorpresa il Fontana Fredda del San Luigi? Ma da un certo punto di vista direi sì.
È neopromosso il Fontana San Luigi. Poi mi sembra che abbia tenuto anche parecchi giocatori dell'anno scorso. La rosa dell'anno scorso. Giovani interessanti, è il figlio del presidente forte. Tutto l'arco del I 2 o 3 campionato. più bravi li ha persi, che sono andati con Fabio a Bravissimo, sì, esatto. Comunque, comunque hanno preso, grazie alla crisi dello Spinea, Cendron, che è un giocatore che ha fatto si erano Serie D. rinforzati anche a dicembre con un giocatore con centrale, Merlo, che si è fatto male. Come si chiama? Merlo mi sembra. Monteleone. Monteleone. Sì. Bravo. Chiudiamo quello del Fagagna, scusa. Chiudiamo la parentesi. E possiamo almeno dire che è corsa 4? Sì, per me sì. Sì, dai, le prime 4 sicuro 5 punti. Io aggiungo il Muggia. Sì, a 38. Muggia 7. A 37. Ho capito, però... No, assolutamente tutte e 4. Assolutamente. 4. Quelle sotto al netto di... non le vedete più, però... No, credo che perché le partite sono sempre meno. Infatti. E poi, sai, quelle sotto, ci sono tanti scontri diretti, quindi qualcuna si autoelimina da sola di quelle sotto, no? Si è ripreso, il Kraspero ha perso la strada, lo aspettavamo più in alto. Monfalcone sale, poi magari qualche punticino lo perde, Fagagna quindi uguale. Abbiamo trovato una cosa che è corsa a 4. Prima di parlare, ci sbilanciamo su questo, c'eravamo sbilanciati a un certo punto anche nel togliere il Tamai, poi però ogni tot qualcuno diceva no, ma resta favorita. Questo restare favorita, no? Sempre, è stato una costante di tutti quelli che sono passati di qua, cioè vedere voi come la favorita assoluta. Ma noi, con grande rispetto per tutti, non ci cambia. Cioè, noi facciamo il nostro cammino. Cioè noi non... Però se vi vedono favorita... fa piacere, vuol dire che dimostriamo di avere delle qualità che indubbiamente abbiamo, perché io so che... Ma io l'ho sempre detto, se avessi avuto tutti a disposizione, io ho una squadra fortissima. Prima di andare con le nomination, Paolo, da dirigente navigato, esperto, attento, Tamai, al di là di quello che accadrà, tecnicamente ed economicamente, è di nuovo pronto per la Serie D? È una bella domanda, onestamente, tecnicamente. Me l'ha mandata un anonimo. Un anonimo. Mario. No. Marione un po' che non lo vedo, come sta? Ma si sente. No, Marione starà guardando la trasmissione. Allora lo saluto. Guarda, è chiaro che è una domanda complicata, onestamente. Bisogna essere realisti e la Serie D... ma la risposta un po' te l'ha data Antonino De Blasi in questi studi, nel senso che magari si può riprogrammare. È chiaro. Allora, io do una risposta secca. Se Tamai vince e va in Serie D, non si discute. È chiaro che sì. Però devi rivedere determinate cose, sappiamo benissimo per averlo fatto. Ma più fatto. sul lato tecnico o più sul lato economico? Entrambi, anche il lato tecnico cambia, secondo me, in tutta onestà, il Brian l'anno scorso aveva una struttura, e lo dimostra, già pronta nel suo insieme per affrontare con le difficoltà del caso una Serie D. Noi dobbiamo lavorarci, è inutile. C'è anche un discorso legato ai ragazzi che lavorano, ci sono ragazzi che comunque che ti diranno no a prescindere, ma io faccio nomi e cognomi, prendi Zorzetto. Zorzetto ha un lavoro, non lo fa, la Serie D l'avrebbe già fatta altrimenti per le qualità che ha. Ci sono delle situazioni per cui dovrai intervenire a prescindere. Comunque io e Paolo ci siamo sentiti la scorsa settimana, no? Gli ho scritto, è un momento centrale del campionato, tu e il mio amico Stefano De Agostini, che quest'anno mi ha snobbato, dovete venire in trasmissione. E loro sono venuti. E ti hanno dato la risposta venerdì, non lunedì. Sta fumando. Venerdì, non lunedì, non dopo la vittoria. Ma non mi dà fastidio le critiche, mi dà fastidio sta roba qua. No, allora. Più che non che dica che hai fatto male il campionato. Chi se ne frega, quello è una questione di amicizia, non è una questione di... Però vi ha portato bene, perché alla fine nomination miglior squadra il Tamai, per andare anche a toccare
toccare un tema, al di là del passato, del perché secondo noi Tamai ha sempre le carte in regola per essere protagonista. Ecco il ritorno del Tamai, gol, vittorie, col bel gioco e la tradizione, è sempre una squadra importante del nostro calcio. Servizio. Una vittoria da grande con il Codroipo, con le reti di Mortati, doppietta e Pessot e le prestazioni sontuose di Zorzetto e Parpinelli. Forse rispetto al passato non è più così facile pensare e sognare la Serie D, ma sta proprio nel passato, nella tradizione, la forza che può portare il Tamai ancora una volta più in alto di tutti. Se guardiamo questa eccellenza, tutte sono passate dalla promozione recentemente. Il Tamai non ci mette piede da 30 anni e ha passato la maggior parte di questo tempo proprio nella categoria interregionale. E allora la forza delle Furie Rosse deve tornare sicuramente il presente con il suo gioco, il suo mister e i suoi giocatori, ma sta anche in un passato capace ancora di alimentare questa bella storia. Sentivate davvero una favola nel calcio dilettante? Direi di sì, l'ambiente del Tamai è unico. Un paesino di 2-3 mila abitanti, mettersi a confronto con realtà che possono essere come quelle di Rovigo, di Mezzocorona, di San Bonifacio, avere risultati dello stesso livello direi che è proprio una favola. Sì, è una società incredibile, non ti faceva mancare niente, persone fantastiche, cioè persone che ti rimangono dentro, dal presidentissimo, da Elia che quella volta era un dirigente, da Paolo Pegolo che poi è subentrato nella dirigenza anche lui, però sono le colonne portanti ancora di quella società che tu hai detto giusto, ama tutti i giocatori che sono passati, però è anche vero che tutti i giocatori che sono passati anche per un giorno amano quella società. Certo. Allora, un po' per riportare indietro, De Marchi, Giordano sarà la nostra intervista stasera alle storie dei dilettanti, poi ho chiuso con Petris, altro simbolo che è ancora nello staff. Quindi, per chiudere, e poi sentiamo se mi passano la nomination, perché non si sa mai, quel passato, seppur si sa che non si può guardare e restare troppo ancorati, però alimenta ancora la vostra favola. Assolutamente, noi siamo legati, e, c'è Nicola qui e lo sa benissimo, noi abbiamo un nostro gruppo dei capitani storici, quindi ne abbiamo visti 2 intervistati da te, cioè, c'è una forma di spirito, di comunione, diciamo così. Ma di appartenenza. Di appartenenza, no, infatti ho aperto la serata sull'appartenenza. Cioè, parliamo di San Luigi, per noi è... allora, io dico una cosa, ho detto a Ezio Maccan, così, lui lo sa, il papà di Dennis ovviamente, certo. No? Ho detto, noi ci divertiamo, ancora oggi ci divertiamo, cioè questo è il nostro... la nostra realtà, ce la godiamo e ci divertiamo per quello che facciamo all'interno, tutto qua. Poi l'appartenenza sta anche che quando si perde non vi dimenticate mai con tutti i giocatori, quel su Rossi su, tanto caro a Mimmo, no? Questo è la vostra storia, no? Questo, un ricordo di Mimmo è fondamentale, certo, per noi, perché vinci o perdi anche nello spogliatoio, è sempre con noi, capisci? Quindi... Assolutamente. Quindi, per chiudere e andare con le nomination, Dea, voi avete avuto la capacità, adesso è il ritorno, come l'anno scorso, il ritorno, c'è questa crescita, i gol, 5 gol al Gorizia, 3 gol al Codroipo che non aveva fatti nessuno. E secondo te è girato il vento o questa squadra deve ancora maturare per la continuità? Qual è il polso della situazione? Ma è difficile quest'anno dare delle risposte, perché tu vedi che ogni 15 giorni poni dei quesiti diversi. E passi da miglior allenatore a peggiore, da miglior giocatore a peggiore. Vero. È difficile quest'anno. Però al ritorno qualcosa è scattato. Certo. Di nuovo. Insomma, sì. Ti ripeto, nelle ultime 10 ne vinci 8, c'è poco da discutere, hai un passo da squadra di anni passati che vincono. Domenica chiaro. Abbiamo detto il Codroipo perde perché la partita è figlia della Coppa, è figlia della Coppa e figlia di un Tamai importante. Con la Coppa non c'entra niente, possiamo vincere. No, figlia della Coppa che ha giocato il Codroipo San Donà. Oddio, questo non lo so, non lo so, so che noi abbiamo fatto un'ottima partita, è vero che poi l'abbiamo indirizzata subito in un certo modo, no?
Perché se vengo dopo 3 minuti è chiaro che cambiano tante cose, dai. Ok. A proposito di tradizione, passato di Tamai, ho aperto... La sagra proprio, a proposito di tradizione. Quando è la sagra? Scusami? Quando è la 5 sagra? no, inizia. Sì. Marzo, un po' di pubblicità. Il 5 marzo. Sì, la Sagra sagra. della Reina. Cioè, non è che detta così sembra sagra, invece è proprio è un ristorante. Ma io una cosa non posso andare quest'anno, Come no? sono a dieta quest'anno. Giovedì 13 mi ha invitato ieri sera lì a Ti hanno già invitato, vedi, ieri sera, me non mi ma- invitano neanche Il più. secondo giovedì è dedicato alla federazione. Fornasiere è già invitato, vi Quest'anno inviti a ringrazio. Tamai tu pochi, secondo Io me. non mi invitano. Dite in Furlan, su per sbeventiare, Sì, Ah, sì, no, ma Fornasiere è già invitato. Ma sai, lui ha i canali ufficiali. ruolo quindi- importante. Ieri sera ho visto Elia e mi ha detto Vabbè, ma Elia chiamerà anche Massimo. Certo, Ho parlato di tradizione, ho aperto la trasmissione con Paolini, spettacolo, insomma, negli anni d'oro, però ho anche un'altra sorpresa per te. Eccola. Al contrario, stasera sentiamo Giordano che parla anche, tra l'altro, di Tamai, San Vitesi, insomma, Tamai è stato un pezzo importante della sua storia. Al tempo, insomma, tutti erano grandi giocatori, no? Dice Giordano, sentite? Ritornando un po' a quello che mi dice ogni tanto il mio amico Nicola Paolini, dice anche tu e Ciccio Campanella e quelli come voi facevate bella figura perché attorno a voi c'era tutta gente con i piedi buoni. Ed è vero, perché io ho giocato con tantissimi giocatori. Nicola era quello con i piedi buoni? Lui pensa. Lui, lo dice lui, ha detto. Allora, nomination Tamai. Confermo. Non si può fare altro. Beh, sono 3-0 con Roipo. Non è proprio sfondi. No, però al portone. di là di tutto è stata una vittoria con un peso specifico importante. Fornasiere, come vuoi contraddirmi questa settimana? Ti contraddico con chi hai aperto. Per me la vittoria di giornata la fa Rivignano per tutto quello che ne consegue, il derby, la prima sconfitta al Teor, vince col suo uomo simbolo Belleri. Cioè per me... Ha segnato Angelin però, Ah, ha segnato Angelin, ok, però comunque con i bambini in campo dopo, per me la vittoria di giornata, con tutto che la loro fa rumore perché 3 gol al Codroipo non potevano perdere tutto, però per me, proprio per tutto, per il calcio dilettanti, la vittoria del Rivignano è quella di giornata. Cioè quindi tu mi faresti andare poi in nomination con Teore Rivignano? Così se la giocano anche al nodo poi il derby, non so, gli metti un mazzo di carte. No, secondo me 3 squadre c'erano questo weekend. Cervignano che ha diciamo un po' chiuso tutto quello che si era acceso nel girone di promozione, il Rivignano e il Tamai, però insomma io ti confermo il Tamai perché insomma per quanto riguarda valore importante soprattutto per il campionato di eccellenza, insomma, per loro anche. Facciamo solo finta, ti ricordi quando ci volevamo bene, facevi l'opinionista? No, sto chiedendo, l'avete clonato? Sto cercando di fare pace in diretta. No, non so perché io non ho... No, ma è per ridere con te. No, ti ricordi però? Certo. Puoi fare l'opinionista e non l'allenatore del Tamai? In questo momento puoi svestire i panni? No, chi diamo il miglior devo dare ragione, premetto, do ragione, sicuramente è una grande vittoria la loro. La nostra secondo me ha un peso specifico. Hai detto la nostra, quindi non hai fatto bene il gioco. Quella del Tamai? Sì, secondo me da opinionista, sì, ma lo dico, cioè, con tutto rispetto per il Rivignano e tutto, è una partita troppo importante secondo me. Non per il 3-0, è la vittoria, non è il 3-0. E te la spiego. Non vincere voleva dire tagliarsi cioè il Rivignano se perdeva, vabbè, ok, perdeva il derby tutto, noi se perdevamo fine dei giochi. Arrivederci e grazie. Perché il Rivignano affronta la gara con è il peso della vittoria secondo me. A prescindere ti ripeto che poteva finire anche 1-0 sotto rete immeritata e tutto quello che vuoi. È il peso della partita che secondo me è importante. Ecco. Ok, Tamai miglior squadra, ci vediamo a marzo al Nord-Hotel a Codroipo e un po' di non va, che facciamo sempre, vorrei che lo scegliete voi, perché io ho 3 idee e vado in promozione. Quelle squadre dico che non decollano, che secondo me potevano un po' decollare, insomma, il Corva, ok, perde con un Aviano che si conferma, però ha cambiato allenatore e secondo me non ha
ingranato. Trieste Victory Academy al netto che in promozione la prima cosa da fare sono i punti per salvarsi, però appunto Trieste Victory Academy deve guardarsi dietro, ha perso una gara clamorosa con l'1-91, bravissimo l'1-91 a dare dignità, chiamiamola così, o a dare verve al suo campionato, e Sistiana che perde con la San Giorgina e che quindi non decolla. Quale delle tre non va secondo voi? Paolini? Allora, io tra l'altro ero presente a vedere Sistiana San Giorgina e Sistiana comunque si è giocata la partita, ha sbagliato anche i gol, sì, alla fine escludo Sistiana, il Corva non lo conosco, forse quella che fa più rumore in effetti è 1-91 Trieste Victory, e quindi probabilmente oggi direi Trieste Victory. Aggiungo una quarta io invece, sempre in promozione, il Sevegliano Faullis, perso in casa con Ronchi e adesso è tornato sì, si poteva aggiungere in zona pericolosissima. Oggi credo sarebbero sì, al play-out. Sì, però ti aspetti, cioè il Sevegliano Faullis mi aspetto un campionato con qualche meno patema io, no? Ok, quindi aggiungi quella, sono d'accordo, ci sta. Max? Io dico Corva, perché insomma il valore comunque della squadra, come era partito, adesso è un non va che dura da troppo tempo e adesso la classifica inizia a diventare pesante. Questa è un po' la situazione, ci sono di quelle squadre appunto che non è che sono in una situazione critica o comunque c'è ancora, sì, bisogna guardarsi la classifica, però proprio potevano almeno portarsi un po' più avanti, ecco, e provare a decollare un po', ricordando che appunto in promozione conta fare punti per salvarsi e poi si fanno altri pensieri, Pordenone e LME a parte. LME che è tornato a riprendersi in mano il campionato grazie alla vittoria anche del Cervignano sulla Forum Miuli. Bella vittoria il Cervignano, bella vittoria, bel nome. Bella vittoria, sì, anche perché ha ristabilito quell'equilibrio. Ha spento un po' le voci che sembravano, insomma, ha riaperto il campionato, tutto. Sì. C'è LME Corno sabato. Sì, e dopo LME Fiumicello, quindi l'ultimo ostacolo queste 2 settimane per LME. Esatto. Allora, andiamo, resto in promozione per dirvi il miglior allenatore. Nomination. In una stagione dove la salvezza vale come una vittoria del campionato, è importante il 2-1 dell'Union Martignacco contro l'Unione Semmetti in trasferta, nel segno di un attento portiere, Ganzini, e Filippo Lavia, 2003 in gol su rigore, e poi con un bellissimo sinistro al volo. Ma va sottolineato il lavoro di mister David Trangoni, al 4º anno, un 10° posto, un 7° posto e un 5° posto la scorsa stagione, con tanto di premio giovani per la società, e finora si sta confermando con un 5° posto e una stagione sempre fuori dalla zona retrocessione. Allora, Trangoni, vediamo gli opinionisti cosa mi dicono e se propongono alternative. Paolini. Riflessione lunga. Lo confermo. Non è che mi fate non dirlo così, sembra proprio. No, perché ci sta, non ho come Simone invece un'alternativa di quelle giuste, insomma. No, però Trangoni sta facendo un ma è tanti anni che fa bene, è un allenatore che forse insomma in futuro lo vedremo probabilmente anche in altre panchine, anche può essere, perché è un ragazzo che sta facendo bene, si è confermato e poi era anche nella spedizione dell'Europea. Esatto. No, te lo confermo anch'io questa volta, perché quindi se trova i favori di Fornasiere vuol dire che è una delle migliori nomination che tu hai fatto. Sì. No, perché sta facendo bene già da qualche anno con una squadra sempre con tanti giovani. Trangoni è un bel nome. Sì, confermo, perché David è anche un amico, insomma, sono tanti anni che sta facendo bene, non è facile continuare a far bene sempre nello stesso ambiente per tanti anni di fila. Sì. Quindi abbiamo un'altra nomination confermata. Vediamo sul giocatore, è un po' più complicata, sono stato molto indeciso, poi ho scelto lui.
Punti pesanti per l'Azzurra Premariacco in una stagione difficile dove tra arrivi e partenze la squadra si è rifatta al look. Sta cominciando a farsi notare Nicolas Pian e dopo essere passato dalla Triestina e non aver trovato spazio con la Manzanese in questo inizio di stagione, la velocità della punta classe 2006 può diventare un'arma. Le recenti prestazioni e il gol di domenica sono un segnale. Sì, primo gol in eccellenza e comunque anche questa è una vittoria importante dell'ultimo turno di campionato. Vediamo un po' qua, Simone, immagino che avrai qualcosa da ridire. Perché l'ho visto con i miei occhi, per me di giornata, Carlevaris domenica. Tutta la vita ha dimostrato che quando rientra subito pronto, subito trascinatore, 2 assist, gol. E per me il giocatore è Carlevaris di giornata. Vabbè, perché? Lo sappiamo. Dai. E allora non mettiamolo mai perché è forte. No, l'abbiamo già messo il Carle. Avevamo detto anche non è potuto esserci la serata che era influenzato, tanto tornerà. Infatti ci sarà perché Max e Nicola diranno Vediamo. Quindi... Max? No, io ci sta perché la tua nomination, perché più che altro per il valore della partita nel momento e tutto, ma allora dai, io ti do un altro nome e ti dico Paciulli, perché quasi ultima spiaggia, domenica, doppietta decisiva, se non vincono, cioè ok, vincono col Maniago, dici ok, vinci col Maniago, però Dea insegna non è così scontato e non vincere domenica col Maniago voleva dire darsi una bella zappata e poi insomma giocatore e poi lo merita. Indiscutibile perché esatto. Anche lui è già stato, no? No. Io l'avevo nominato una volta. Sì, ma non era passato e mi piace. Bella, sì. No, allora io te lo boccio, il tuo Massimo, e scendo di categoria e visto che c'ero ti dico Pesce della San Giorgina perché fa la doppietta in una partita vitale per la San Giorgina e fa 2 gol tra l'altro veramente di livello perché il primo si è sbilanciato, si inventa un gol di tacco che aveva assolutamente una genialata e il secondo gol comunque la pazienza di aspettare far cadere il portiere, ha fatto 2 giocate veramente di qualità in una partita vitale e assolutamente Matteo Pesce. Tanto non contiamo, penso che io e Paolo domenica abbiamo visto un primo tempo di Mortati, lo volevo dire, una roba, una cosa. Io lo volevo dire, però già la squadra. Noi siamo di parte, però Mortati. Il primo tempo di Mortati è stato clamoroso. Cioè, con tutti Carlevaris, grandissimo giocatore. Mortati è forte. Il primo tempo di Mortati domenica. Tutti i nomi, tutti belli, tutti i nomi. Noi diciamo che eravamo lì. Guardatevi il secondo gol, la partenza del secondo gol. Io a lui ho detto in diretta, guarda Mortati, come è partito, cioè lui ha visto, è andato sulla porta, ma io ti avrei detto, dei pensieri che ho fatto ti avrei detto anche con tutto, a parte che mi pare che sia stato la settimana scorsa, con tutto quello che ha subito, critiche, tutto direi anche Zorzetto. Certo, ha fatto una partita alla fine Mortati ha finito, Zorzetto ha costruito domenica, però esatto, la squadra c'è già il Tamai. Abbiamo premiato proprio la squadra. Allora noi diciamo Mortati per la prestazione proprio oltre i gol, proprio totale, cioè totale. Ok, quindi chi mi ha aiutato? Io mi è piaciuta quella di Paciulli, tanto. Condivido. Mi è piaciuta quella di Paciulli. Passa Max Rossi. Lo conosciamo meglio, diciamo così. Paciulli, ma ci sta, lo merita. Casarsa comunque cerca di restare aggrappato e si resta aggrappati anche perché ci sono leader di talento, leader come lui, quindi è giusto una nomination per Paciulli. Vediamoci un po' di parate e un po' di gol. Cominciamo dalle parate. Ecco le 3 scelte. Abbiamo Benedetti del Teor, conclusione col sinistro di Mauro, è bravo a tenerla lì e non deviarla nella maniera giusta. Blažević va incontro e salva, era sul 3-2 questa. Poi attenzione qua, Manzon, conclusione angolata, il portiere dell'Unione si distende e mette in angolo. Allora vai, quale delle 3? Chi è pronto? Chi ha scelto? Benedetti, Fornasiere e un voto va a Benedetti. Questo io. Blažević? Sì, Blažević. Max Rossi dà un voto a Blažević. Sono 2-1, vediamo qua che idea avevano. Blažević anch'io. Manzon, quindi vincono. Manzon. Ma di che squadra? Perdonate la mia. Blažević, portiere del Break. Ah, ok. 3-2
Breg Aquileia, il Breg vince 3-2, importante in chiave salvezza, e sul 3-2 certo. c'è questa parata. Era proprio per curiosità, perché mi perdonerà, non lo conoscevo. Andiamo con i gol. Abbiamo dubbi sui gol? Però vediamo, ce n'è uno clamoroso. Però guardate, sono belli anche questi. Marangoni sta facendo la differenza adesso, come spesso accade col brasiliano, campo pesante, tiene il difensore lontano e tira una botta a fil di palo. È un po' anche lui un leader del brasiliano, siamo in prima categoria. Pesce, quello che ha citato Paolini, è una generata questa, Sì, anche la difesa del Sistiana è un po' una genialata. Tu devi correre e pensare di fare, guarda che... Bravo. È bello, Sì. Provo a crederci. Perché... E poi c'è quello che, insomma, discutiamone neanche. quello che non si discute, insomma. Stop col petto vabbè, dai. Tutti per Aves? Sì, al di là del gol è la perfezione con cui ha fatto tutto, cioè anche tecnico, lo stop di petto dove finisce la palla, la qualità col collo del piede. Sono 3 bei gol, carico quello lì è un capolavoro. Sono 3 bei gol comunque. Peravez viene premiato perché fa una roba fuori categoria. Più del bello, no? Esatto. A me piaceva molto quello di Pesce, quando l'ho visto ho detto, sì, lo so, c'è la difesa che fa degli errori, però recupera alla grande. Poi è chiaro, l'istinto. Questo qua è tanta roba. È l'ex Charlins lui, no? Era nel Charlins lui. Sì, qua è un, è un po' mangiata l'immagine, c'è lo stop di petto, ma insomma lo avete visto nelle nostre sintesi. Possiamo rientrare a proposito di gol, chiudo, abbiamo parlato di vittorie di giornata, una vittoria di giornata c'è stata anche in terza categoria, quella del Montereale sul campo del Sesto Bagnarola. Gennaro Perro era un terzino, doppietta, va in doppia cifra e il Montereale è sempre più primo, addirittura più 9 adesso dal Sesto. Vediamo, sentiamo. Adesso mi aspetto una cena, perché ho fatto una scommessa con gli amici dove non credevano in me, perché io una volta facevo il terzino e invece sono riuscito ad arrivare e adesso mi aspettano perché avrò una cena pagata da loro. Beh, questa è una soddisfazione, oltre all'importantissima vittoria di oggi, vi mette davvero in un'ottima posizione, avete staccato il Sesto Bagnarola a 9 punti addirittura. Sì, è stata una bella prestazione, sapevamo che era una partita molto dura, soprattutto qua che non avevamo mai perso loro in casa, però è stata una bella prestazione e ce la siamo portati a casa anche meritatamente secondo me, quindi adesso guardiamo avanti e puntiamo a quello da cui siamo partiti all'inizio anno, cioè vincere il campionato. E allora domani alle 19:30 lo speciale dedicato a conoscere il Sesto Bagnarola, la scoperta della società, ma poi ovviamente il focus su questa partita che era uno scontro al vertice. In chiusura le nostre storie dei dilettanti con Davide Giordano, quindi sarà un caso Paolo, ma in queste settimane tante volte è tornato il Tamai, no? Perché insomma a livello dilettantistico avete avuto tanti bei simboli, no? Fa piacere sentire le parole di Arcaba, di De Marchi. Davide è venuto a mangiare la pizza con noi 2 settimane fa, quindi proprio sembrava quasi... Mio parente acquisito. Sì. Che poi ce la doveva da 10 anni, Stefano, meno, no? sì. Doveva venire, è arrivato, quindi è stata una bella sorpresa. Adesso lo sentiamo, l'abbiamo titolato così, difensore roccioso perché era così, e fedele perché è stato praticamente fedele alle sue squadre, ha giocato sostanzialmente con 2 squadre, Tamai e San Vitese. E Trasagis. Non era andato al Trasagis? No, quello era il Giordano. L'altro Giordano. Andrea Giordano era. Beh, Max, qualche sfida con... Sì, ma anche insieme. Insieme avete giocato? Sì. Insieme a San Vito abbiamo fatto delle annate super, compresa quella dei 4 gol del Bolzano, insomma era il mio capitano. Storica. Era il mio capitano quell'anno, quindi insomma... Ero là a vederla, tanto per cambiare. Strano, pensavo fossi a casa. Che partita incredibile. Secondo me c'era anche Renato Lizzi. Può essere, forse può essere. Va bene. Giocatore, persona. Io di Davide ho dei ricordi impressionanti, insomma, la Serie D ci allenavamo 2:30, 3, lui lavorava fino alle
alle 2 veniva al campo, faceva allenamento, alle 5 faceva la doccia e tornava, dove vai? E torna a lavorare. E fino alle 10 tornava a lavorare la sera. Continua a fare. E continua a fare adesso. Infatti ce lo racconta. Fisicamente come adesso, cioè una roba impressionante. È vero. Infatti ce lo racconta, quindi vi lascio questa storia dei dilettanti. Io ringrazio per questa puntata Stefano De Agostini, Paolo Pegolo, Max Rossi, Simone Fornasiere, Nicola Paolini. Grazie Massimo. Grazie a Pietro Piccini in regia, Francesco Zilli, Davide Giordano, e noi ci ritroviamo domani con gli appuntamenti dedicati al calcio dilettanti. Ciao! 1 maggio 1971, nato a Pordenone e sostanzialmente ha giocato con squadre legate proprio a questo territorio. Pordenone, Tamai, San Vitese e Fontana Fredda. La carriera di Davide Giordano da giocatore si gioca in queste 4 piazze con dei momenti ovviamente centrali. Ciao Davide. Ciao a tutti, grazie. Ben ritrovato. Io parto da quando ci siamo persi di vista, ovvero una bellissima Zanese, tu allenatore, poi sei andato in Veneto, poi Davide, cos'è successo? Ti manca un po'? Sì, diciamo che i primi momenti è stato molto duro, perché pensavo che la domenica o il sabato non esistesse qualcos'altro oltre il calcio. E per 4-5 mesi, perché siccome sono stato esonerato all'ultima esperienza a Porto Mansuè, e la domenica veramente mi trovavo un attimino in difficoltà. Poi ho capito che c'è un altro mondo, c'è la famiglia, poi mi è nato un figlio e lì, anche se ho avuto delle proposte, non me la sono più sentita. Anche forse un po' perché è molto impegnativo, bisogna dedicare molto tempo e rischiavo di fare male tante cose, invece preferisco lavorare e dedicarmi alla famiglia. Insomma, sabato e la domenica meno campi ormai. Sì, meno vado ancora perché abito vicino a San Vito, mi chiamano, avevano chiesto di collaborare con loro, vado ogni tanto a vedere le mie squadre, il Tamai, la San Vitese, se c'è qualche partita interessante come è stata la finale di Coppa. Domenica scorsa ero lì anche con mio figlio a vedere San Vitese Casarsa, dunque qualcosa vedo ancora, molto meno di una volta sicuramente. Molto meno. Sì. 4 squadre. Praticamente in 21 anni ho fatto 2 squadre, perché 11 anni a Tamai e 10 a San Vito, dunque la carriera la possiamo riassumere in quelle 2 società lì. Ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Adesso è molto difficile trovare giocatori che abbiano questa continuità nelle squadre. Succedeva perché la parte territoriale valeva molto, Davide? Valeva molto l'attaccamento alla maglia e alle persone che componevano la società, perché non ti nego che dopo un anno da Tamai potevo andare al Centro del Mobile che già faceva la Serie D, potevo andare a Trento che erano in C1, ho sempre scelto le persone. Il presidentissimo Gigi Verardo, bastava che venisse da me, mi dava una pacca sulle spalle e io l'anno dopo rimanevo, insomma. Tu tra l'altro hai parlato di Coppa Italia che ha giocato la finale del Tamai, tu eri in campo quando il Tamai ha vinto l'ultima. Sì, ero infortunato perché mi ero rotto il ginocchio, però eravamo ronchi, abbiamo vinto quella Coppa che ho sperato fino all'ultimo vincesse Stefano e tutto il Tamai, invece è andata così, insomma. Com'era quella Coppa di quella volta? Era meno seguita forse, perché c'era meno cassa risonanza, la stampa era un po' meno presente, infatti per questo ti devo anche farti i complimenti per quello che stai facendo, per questa ragione, per il calcio soprattutto. Però era una Coppa molto genuina. Il calcio non lo vivo più perché è qualche anno che sono fuori, però secondo me una volta c'era molta più passione. C'era più passione di legarsi alle persone, c'era più passione di vivere anche il contorno della società. I miei genitori uscivano a cena anche con i dirigenti, con i tifosi, facevano la trasferta assieme. È un qualcosa che si è legato negli anni. Certo. Ho ricordo di tantissime persone che sono ancora all'interno della società, oppure vedo in giro per San Vito o in giro per Tamai e mi fanno ancora i complimenti, e per me queste sono soddisfazioni più grandi che vincere un campionato forse.
o le coppe, insomma, però il resto su quella Coppa una volta era un po' meno obiettivo rispetto adesso vincere. Sì, quello sicuramente. E c'era una Coppa unica, non vorrei sbagliarmi, che era la promozione all'eccellenza, però era meno obiettivo, era quasi un peso inizialmente, perché gli allenamenti si iniziavano più tardi di adesso, cioè le preparazioni iniziavano quasi sempre dopo Ferragosto o da Ferragosto in poi, dunque le prime partite erano sempre un po' mi raccomando non fatevi male perché c'è il campionato, e l'obiettivo era un po' tralasciato, diciamo. Invece adesso, come ho visto quest'anno, gli anni scorsi, è un obiettivo principale, anche perché è diventata veramente una competizione importantissima. Senti, da dove partiamo? Centro del Mobile, Pordenone o direttamente da Tamai? Da dove sono stati percorsi incredibili, anche perché io ho avuto la fortuna di avere dei presidenti e degli allenatori fantastici, insomma, perché a partire dal Centro del Mobile c'era Costenaro, che magari non tanti conoscono, ma era un guru, aveva 75 anni, palleggiava ed era uno che curava molto l'aspetto tecnico. Io ero un difensore, non avevo i piedi eccelsi, però ci faceva fare ore e ore di muro. Da lì poi sono passato a Pordenone, il Pordenone di Fedele, con Zamparini presidente, un Pordenone importante, insomma, sempre di C2 per l'amor di Dio. Io ero partito con la Beretti, poi ho anche esordito in prima squadra, e è stato un percorso importantissimo per la mia crescita. Ero un ragazzino e quella volta eravamo in pochi, perché eravamo 1 in 2 in uno spogliatoio ed eravamo segregati in un angolino. Poi c'erano persone fantastiche come Maurizio Siega, che è mancato qualche anno fa, che ti aiutava, aveva lo stesso mio ruolo, però era molto, cioè o avevi un qualcosa in più e se no rischiavi di rimanere. C'era un po' una selezione naturale, perché non bastava essere un buon giocatore, dovevi essere anche una persona. Ho un ricordo che mister Adriano Fedele, io ero più giovane, mancavano delle casacche. E quel giorno io non so se avevo qualche problema a scuola, perché facevo il liceo e ero un po' leggermente distratto, mi ha mandato a prendere le casacche dal campo di allenamento dal custode. Io sono tornato con delle casacche verdi, ma noi eravamo nero-verdi, e lui ha preso le casacche, appena mi sono girato mi ha dato un calcio nel culo, che me lo ricordo ancora adesso. Un aneddoto che ogni tanto mi viene in mente. Senti, Tamai, siccome in una delle puntate c'è anche De Marchi, Giordano, De Marchi. Lui più tecnico, più elegante, più bello, diciamo, un giocatore completo, un ragazzo anche in campo molto intelligente. Ci siamo completati molto bene, è stata un'avventura molto importante con Marco, ci sentiamo tuttora, siamo rimasti in buonissimi rapporti. C'era anche Narder quella volta, perché avevamo iniziato a giocare a 3 dietro con i 2 esterni un po' più alti. Poi io dopo 11 anni ho chiesto a lui, me lo ricordo ancora, a Luca Cleva, che è un carissimo amico anche lui, che ci sentiamo quotidianamente, e a Marco, prima di un allenamento ci trovavamo sempre in autogrill prima dell'uscita di Sacile Est, e gli ho chiesto a marzo o a febbraio, ho detto: mi raccomando ragazzi, quest'anno ho deciso di andare via, non mettetemi in bastoni tra le ruote, perché loro sapevano che se andavano dal presidente e dire no, mi raccomando, Giordano deve rimanere, probabilmente avrei cambiato idea. E quella volta c'è stato il momento in cui io dopo 11 anni ho lasciato Tamai. Come mai? Perché la macchina andava da sola, perché ormai non è che non mi mancavano gli stimoli, però avevo capito che era il momento di andare via, insomma. E poi ho trovato un ambiente fantastico come San Vito, perché poi alla fine non mi sono spostato di tanto, abitavo a Zano, poi sono andato a abitare a San Vito, ed è stata forse la scelta giusta, perché era il momento giusto, forse. Certo. Tamai è una piazza che vuole bene a tutti i giocatori che sono passati anche per un solo giorno. Sì. Hai vissuto un ambiente che ha messo le radici per poi diventare quella favola, no? Incredibile, Insomma. sì, una società incredibile, non ti faceva mancare niente. Persone fantastiche, cioè persone che ti rimangono dentro, dal presidentissimo, da Elia, che quella volta era un dirigente, da Paolo Pegolo, che poi è subentrato nella dirigenza anche lui, però sono le colonne portanti ancora di quella società, che tu hai detto giusto, ama tutti i giocatori che sono passati, però è anche vero che tutti i giocatori che sono passati anche per un giorno amano quella società. Certo. San Vitese. E poi quando si è sparsa un po' la voce che io dovevo cambiare squadra, che volevo cambiare squadra, un po' tutti mi hanno cercato, avevo già 29 anni, però mi sembra che c'erano già ancora i vincoli, infatti il cartellino l'ha comprato la San Vitese. Quell'anno c'era il Pordenone di Tedino e avevo fatto una chiacchierata.
Poi però, siccome loro si allenavano anche di pomeriggio, ho scelto di andare a San Vito. A San Vito giocava già Ciccio Campaner, che aveva organizzato un incontro con il Noce, Isidoro Nosella, e lì è stato amore a prima vista, diciamo. Sì? Sì, proprio col Noce era come uno zio per me, insomma. Poi, insomma, poi dopo, perché ho fatto 10 anni, alla sera ci vedevamo, era diventato ormai parte integrante. Insomma. Ritorno a dire, cioè, la mia fortuna è stata veramente trovare presidenti fantastici, perché da Gigi Verardo, Isidoro Nosella, alla Claudia Pivetta, la compianta presidentessa della Fontana Fredda. E sono state persone che mi hanno dato tantissimo. Io penso di aver dato anch'io, però sicuramente dal calcio ho ricevuto molto di più. Che giocatore eri, Davide? Generoso, non posso dire che ero un mancino, magari quella volta i mancini non erano tanti, potevo giocare centro-sinistra o inizialmente prima di rompermi il ginocchio giocavo anche in fascia. Un giornalista mi aveva soprannominato un guerriero, ecco, io ero uno di quelli. Tante volte quando c'erano i campi pesanti si notava, insomma, la forza fisica che avevo, l'agonismo, insomma, ero meno un giocatore elegante, però di quelli che ne sono passati diversi qua in questa trasmissione, però ero un giocatore che davo tutto, ecco, quello sicuramente. Che calcio era il tuo, quello che hai vissuto tu? Era un calcio di grossissima qualità e di passione, e ritornando un po' a quello che mi dice ogni tanto il mio amico Nicola Paolini, dice anche tu e Ciccio Campanere, quelli come voi, facevate bella figura perché attorno a voi c'era tutta gente con i piedi buoni, ed è vero, perché io ho giocato con tantissimi giocatori. E Nicola era quello con i piedi buoni? Lui pensa. Però dai noni, sai, Roberto Marta, i Max Rossi, De Marchi, Arcaba, c'erano giocatori straordinari che tante volte bastava conquistare la palla e appoggiarla a loro, però tanta qualità, sì. I ritmi probabilmente erano un po' più bassi, perché adesso vedo che c'è tantissimo agonismo, però una volta c'erano giocatori che avevano una qualità straordinaria. Insomma. Mi dici qualche giocatore che tu hai apprezzato proprio? Apprezzato, sarebbe troppo facile dire Neto, che l'ho marcato tante volte, Arci, Renzo Nonis, Roberto Marta, che ci ho giocato assieme, Max Rossi. Quelli che ho apprezzato, che sono rimasto un po' legato calcisticamente, è perché quelli che mi difendevano erano i due portieri. Uno era Caio Ferrati, l'autore anche del rigore parato un'ultima di campionato contro il Rivignano per andare in Serie D, che il rigore l'avevo fatto io e lui ha parato l'1-1, se no andavano su loro perché avevano un punto di vantaggio, e poi Claudio Scodeler. Due portieri, due calciatori secondo me che avrebbero potuto fare una carriera strepitosa, l'hanno fatta anche nei professionisti, però due portieri, cioè partivano dei tiri, partivano delle punizioni, dicevi questa è dentro. Invece mi ricordo una prima di campionato, che poi è stata una delle partite che mi ricordo con più piacere, quando sono andato a San Vito. È la prima di campionato che mi voleva il Pordenone, abbiamo giocato a San Vito Pordenone. La domenica, le prime domeniche di solito la Serie D iniziava prima degli altri campionati e lo stadio era strapieno, c'erano state 2000 persone. E giocava a Pordenone, giocava oltre Arci, Rigo, giocava certo Perugini, giocava Pasquale, il capitano del Fontana Fredda, Cunico, Soncin, cioè giocatori straordinari. Mi ricordo che una punizione, non vorrei sbagliarmi, di Perugini, che aveva giocato l'anno prima forse in C1, in Serie B, ha calciato sopra la barriera e l'ha messa sull'incrocio. Io mi sono girato come per dire questo è gol, e invece il Cicero era lì con sta manona sull'incrocio e l'ha tirata fuori e abbiamo vinto la partita 3-2. Mi hai parlato di una partita, me ne dici un'altra indimenticabile? Quella e poi lo spareggio per andare in Serie D, giocato a Sacile tra noi, il Tamai e la San Vitese. Lo stesso, una partita hanno ritardato, mi sembra, di mezz'ora all'inizio della gara, perché stavano ancora entrando spettatori. E mi ricordo che la sera prima, siccome era di sabato, e Bruno Bortolin che ha giocato diversi anni con me, doveva sposarsi, e il sabato siamo tanti, tutta la squadra siamo andati al matrimonio e noi abbiamo tenuto quel tempo e mezzo, poi vincevamo 1-0, abbiamo perso 2 o 3-1, mi ricordo, e la San Vitese è andata in Serie D. Una persona indimenticabile per te? Oltre a tutti i presidenti che ho già detto, secondo me due persone che sono venute a mancare anche
abbastanza giovane età, 2 dirigenti, quello che secondo me tanti atleti, tanti ragazzi che fanno sport in questo momento, soprattutto il calcio, non danno il giusto peso, perché sono le persone che normalmente fanno del volontariato, della beneficenza, anzi tante volte ci rimettono i soldi, che però sono poco considerati. Uno era Remigio Centis, detto il Gigia, che era il braccio destro del Noce, una persona che faceva tutto, tagliava l'erba, portava i ragazzi, faceva da mangiare, una persona che non ho mai sentito parlare male di un giocatore, neanche avversario, ed era sempre presente, tutti gli allenamenti e tutte le domeniche. E l'altro è Mimmo Boscaia. 2 persone molto simili che secondo me nel calcio sono state importantissime, anche se non erano sotto i riflettori. Esatto. Un aneddoto? Mi sembra che quando ho smesso di giocare, l'anno che ho smesso di giocare, ero a Fontana Fredda e il mio addio al calcio è stato entrare gli ultimi 3 minuti, che di solito è il contrario, insomma uno magari parte dall'inizio e poi, però quell'anno veramente ero fisicamente, il ginocchio non mi reggeva più e il mister ha preferito farmi fare una cosa del genere. Però è rimasto che ogni tanto ancora i miei ex compagni mi prendono in giro e mi dicono: tu penso sei l'unico che ha fatto l'addio al calcio entrando l'ultimo minuto, gli ultimi 2 minuti, di solito è il contrario, insomma, ecco così. Toccata e fuga, Sì, insomma, sì, come a dire dai, dopo tanti anni saluto. E poi c'è stato il momento lì ad Azzano da allenatore. Insomma, come allenatore stavi promettendo bene, Davide, no? Ma non so, sì, considero che sia il calciatore che l'allenatore può essere considerato calciatore-allenatore dopo qualche anno che lo fanno. Io ho allenato 5 anni, dunque non mi considero nemmeno un allenatore. È stata un'esperienza, un passaggio enorme. Com'è stata quell'esperienza lì ad Azzano? Bellissima, bellissima, perché io l'anno prima avevo iniziato a dare una mano a Maurizio De Pieri, era stato Massimo Barbieri, attuale osservatore dell'Atalanta, uno di quelli che di calcio sicuramente ne sa, mi aveva chiesto di dare una mano a Maurizio. Io andavo a vedere le partite, davo una mano, facevo ancora un po' la fase difensiva, riuscivo comunque a fare un po' di allenamento con loro ed è stato molto interessante. E poi l'anno dopo non lo so per che motivo, che comunque anche un cliente, un amico di famiglia, il presidente Sante Mascherini mi ha detto: voglio che tu venga a allenare qua a Azzano. Ed era una società di eccellenza, cioè importante. Una bella azzanese. Sì, era una bellissima piazza, perché poi è anche il mio paese, che io non avevo mai giocato ad Azzano. Mai in vita mia, e il primo anno è stato un po' difficile perché la squadra era comunque già fatta, e l'anno dopo abbiamo smantellato tutto, abbiamo preso diversi giocatori che conoscevo, da Igor Gatto ai Nonis, la squadra era importante, ai Visalli, e lì abbiamo fatto un campionato strepitoso, nonostante ci fossero 2 corazzate davanti, perché poi la Triestina è arrivata seconda, però abbiamo raggiunto anche il punto più alto della storia dell'Azzanese, con una partita infrasettimanale al Rocco, che abbiamo vinto 2-1 mi sembra, ed è stata la ciliegina sulla torta. Poi a Azzano il presidente è cambiato, c'è stato quel problema che poi sono anche ripartiti dalla terza. Io sono andato a Porto Mansuè, che era una società importantissima del Veneto, e però era troppo impegnativo per me. Bellissima società, persone fantastiche, però poi mi sono accorto che bisogna viverlo tanto, bisogna studiare, bisogna vedere partite. Io non ne avevo il tempo e non voglio fare un qualcosa fatto così, giusto per dire vabbè, prendo un rimborso spese oppure una pagina sul giornale, non mi interessa, e così sono uscito, insomma. Allora, attendendo magari che rientri in futuro, intanto abbiamo raccontato quello che è stato un bel percorso, fatto di poche squadre, ma dove hai dato tutto e hai vissuto gli anni migliori, perché quel periodo centrale, insomma, il Tamai e quella San Vitese, insomma,
penso che per questa zona, no, sono state squadre e momenti irripetibili forse, no? Sì, perché poi avevamo giocatori importanti, facevamo campionati importanti, cioè, si andava anche in Emilia a giocare, in Toscana, hai vissuto realtà, gli anni gli anni d'oro. È anche vero che mi ricordo il primo anno di San Vito c'era Agostino Fraborea, grandissimo allenatore, grandissima persona. Per un periodo, siccome ci allenavamo di sera, perché noi ci allenavamo sempre di sera, perché tutti lavoravano, e c'è stato un periodo che l'inverno era talmente rigido che dovevamo allenarci dietro le porte dello stadio, che c'era la pista di atletica, e avevamo iniziato a fare i 3 allenamenti, perché si facevano sempre 4, e siccome portavano bene, perché quell'anno veramente siamo arrivati dietro il Tiene, mi sembra, e dietro il Pordenone, siamo arrivati terzi noi facendo un campionato strepitoso senza prendere gol per 12 o 13 partite, abbiamo continuato tutto l'anno a fare 3 allenamenti. Dunque, cioè, è vero, era una Serie D, però era una Serie D improntata soprattutto sulla qualità anche dell'allenamento. Poi eravamo sempre col pallone tra i piedi. Io noto, per un discorso anche probabilmente sociale, i bambini, quelli di 8, 9, 10, 12, 13 anni, hanno il pallone tra i piedi solo quando vanno a allenarsi. Noi avevamo il pallone tra i piedi sempre, a scuola, sul doposcuola, prima dell'allenamento, durante l'allenamento, dopo l'allenamento, ed è chiaro che la qualità si faceva anche avendo il pallone tra i piedi. Certo. Davide, ma cosa significavano i derby quella volta? Era tanta roba, era un qualcosa che si sentiva già le settimane prima. È vero, il mister o la società diceva pensate alla partita che poi arriverà il derby, però i derby erano veramente un qualcosa in più, anche perché poi c'era un'accesa rivalità sempre molto sportiva tra i presidenti, tra i dirigenti, tra tifoserie, era un qualcosa che veramente si sentiva nell'aria durante la settimana, proprio. Ed erano partite vissute al massimo, insomma. E per te, San Vitese Tamai? Sì, diciamo che sia prima che dopo, quando ero a Tamai, anche con la Sacilese del presidente Cauz, era un derby importantissimo, anche perché poi diversi giocatori che magari erano Tamai avevano gravitato nella Sacilese, quelli erano i giocatori, perché anche la sera quando si usciva, il venerdì tante volte dopo l'allenamento ci trovavamo tutti assieme, o in una discoteca, in un pub, erano quelli i giocatori, e più o meno quelli erano quelli che giravano. Pepe, no? Al Tio, sì, al Tio. Quando funzionava eravamo i benvenuti, insomma. Certo. Cos'è stato per te il calcio dilettanti? È stata parte della mia vita, ho dedicato tantissimo tempo, perché le ferie non l'ho mai fatte per andare in ritiro, perché poi lavorando con mio papà dedicavo il tempo per andare le 2 o 3 settimane che ero in ritiro per me erano le ferie, però ho sempre fatto con grandissima intensità e grandissima contentezza. Cioè, io qualsiasi problema potessi avere o fatica durante anche la giornata lavorativa, quando io sapevo che dovevo andare a fare allenamento a me veniva il sorriso. Infatti le negatività a me non sono mai piaciute, perché c'era da fare fatica, perché si faceva fatica, perché anche con gli allenatori, gli ultimi allenatori che ho avuto, da Zanin, Pavanel, Fonti, sì, cito allenatori, per quello dico presidenti, allenatori importantissimi, si è sempre lavorato molto, ed è normale che il martedì era un po' più difficile, e sentire qualche compagno che mugugnava perché c'era da fare un lavoro a me non piaceva tanto. Dopo avevo un buonissimo rapporto con tutti i compagni, però dicevo vabbè, ma siamo qua, lo facciamo e stiamo in compagnia e andiamo avanti. Io ti ringrazio Davide Giordano, uno stato giocatore, l'abbiamo sentito, generoso, capace di essere bandiera in certe piazze appunto come Tamai, San Vito, e poi abbiamo detto ha chiuso a Fontana Fredda. E insomma Davide, ti auguro spero magari un giorno di rivederti, perché sei stato uno dei nomi del nostro calcio e mi ha fatto piacere tornare a chiacchierare con te. Grazie di tutto a voi. Grazie a Davide Giordano e buona serata. Buonasera a voi.